Buongiorno amici, come promesso oggi vi faccio vedere un po' la situazione delle olive. Infatti ci troviamo nell'oliveto di famiglia, uno di quelli più antichi, ormai secolari. La guardate qua, che bellissima pianta e che stupende olive. Come potete vedere abbiamo una buona carica, le piante sono ricche di olive che per fortuna sono in salute, quindi vuol dire che fino adesso stiamo facendo un ottimo lavoro di prevenzione per quanto riguarda le possibili patologie che possono attaccare sia il frutto che la pianta. E come sapete questo è molto importante. Ecco, guardate qua che bel grappolo, perché solo da olive sane e integre, come potete vedere sono veramente belle, solo da olive sane ed integre riusciamo a produrre un olio extravergine eccellente, privo di difetti come quelli che ad esempio possono causare la mosca olearia, no? Che è uno dei problemi che più affligge noi che ci occupiamo di olive, di olio, perché spesso può danneggiare la polpa dell'oliva, causando poi fenomeni di ossidazione, di fermentazione dell'oliva, e questo potrebbe compromettere a lungo andare durante il processo poi di molitura ed estrazione un danneggiamento e un peggioramento della qualità dell'olio, cosa che noi vogliamo scongiurare, evitare, e per questo siamo qui sul campo ad effettuare sempre gli opportuni controlli e a vedere insomma che tutto procede per il meglio. Siamo quasi a metà settembre, le olive sono quasi pronte, prevediamo di iniziare la raccolta inizio ottobre. Devo dire che nonostante la siccità siamo riusciti anche a controllare questa, perché le piante in altre zone hanno sofferto molto, da noi per fortuna no, grazie ai nostri particolari metodi di coltivazione, e di questo siamo molto soddisfatti. Per ora è tutto. Se avete domande, curiosità, scrivetemele insomma nei commenti. E da questo bello olivo, da queste splendide olive, vi mando un caro saluto dalla Sicilia. Ciao!